Quello che sta succedendo è inaccettabile. Credo che qualsiasi persona sana di mente non possa accettare la situazione che ci troviamo a vivere in questi giorni. Sono spiazzato, non so cosa dire ai miei partner, ai nostri tifosi, alla città di Venezia. Come si può spiegare questa follia? Inizia con un messaggio di rabbia e amarezza del presidente Tacopina, la conferenza stampa dell'allenatore, del Venezia FC, del difensore e del DG, dopo la sentenza della Corte d'Appello che ha riammesso il Palermo in Serie B, portando i veneziani a disputare i play-out contro la Salernitana, dopo che nei giorni scorsi alla squadra era stata comunicata la salvezza. Un comportamento inaccettabile, commentano, che ha poco a che fare con il calcio. Non è calcio, non è quindi di conseguenza sport. Metto in evidenza un aspetto, l'attendibilità di un evento che ci è stato comunicato di dover disputare ieri, cioè a 5 giorni da quando si dovrà eventualmente disputare, dopo per 25 giorni tutti, quindi non è che noi ci alzavamo la mattina e dicevamo e ci inventavamo che eravamo salvi, tutti ci dicevano che eravamo ormai salvi. E quindi ci siamo allenati di conseguenza con delle lunghe pause, con 3 o 4 giorni di riposo fine settimana. Quello che sto dicendo io non deve sapere di giustificazione per aver paura di giocare un play-out. Io non ho avuto mai paura perché ho pensato di non giocarlo. La squadra non ha la preparazione fisica né psicologica per affrontare questa doppia sfida. Noi ci giochiamo tutto in queste 2 partite, ci giochiamo contratti, giochiamo soldi per le nostre famiglie, il futuro. E come noi se lo giocano le famiglie di tutto lo staff, le famiglie di tutti i dipendenti della società, quindi non vedo perché ci debba essere richiesto di fare una cosa che sportivamente parlando in questo momento è una follia. C'è amarezza anche tra i tifosi. Lo striscione dei nostri tifosi che è stato appeso ieri fuori dal nostro campo di allenamento, in cui c'è scritto vicino a rispettate la maglia, non giocate, che sembra una grande contraddizione perché di solito il rispetto per la maglia te lo chiedono giocando una grande partita. In questa frase c'è tanto. Io credo che chi ha la capacità dovrebbero leggerla un pochino. Il Venezia è stato trattato come una realtà provinciale, chiosa il DG. C'è la percezione, per come è stata gestita questa situazione, che il Venezia non abbia gli stessi diritti delle altre squadre. Noi non possiamo essere l'agnello sacrificale dei problemi di gestione di altri. Domani si impugnerà l'atto nei tribunali competenti.